Il Mario Conte riconfermato solo una manciata di giorni fa alla guida dell'Anci Veneto, il Mario Conte che il 12 ottobre si sposa. In mezzo incombenze da sindaco, cantieri a rilento, sicurezza e la politica con l'appuntamento di Pontida. Periodo intenso e senza soste, ma al raduno leghista Conte ci sarà. Momento per stare insieme e ascoltare la base, dice, sulle ospitate del presidente ungherese Viktor Orbán e dell'europarlamentare Roberto Vannacci, taglia corto. Io mi focalizzo su coloro che rappresentano la Lega, quindi penso al ministro Salvini, penso al presidente Zaia, penso al presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, penso ai tanti sindaci che rappresentano delle eccellenze. Poi le dinamiche europee o nazionali le lascio ovviamente alla segreteria. L'obiettivo rimane la concretizzazione dell'autonomia. È evidente che chi teme che l'autonomia spacchi il paese non sta guardando in faccia la realtà delle cose, perché il paese è già spaccato da un punto di vista quantomeno amministrativo, perché da una parte ci sono delle regioni assolutamente virtuosi che corrispondono a quelle del nord che hanno zero comuni in dissesto finanziario, dall'altra ci sono le regioni del sud che hanno un'immensità di problemi. È per questo che All'Anci ha rilanciato la questione settentrionale, affermando che i sindaci sono a disposizione di azioni e iniziative politiche che premino la virtuosità. Una politica che vuole veramente partire dal basso non può non tener conto di questo patrimonio che sono gli amministratori locali. Porteremo le nostre richieste, porteremo le nostre criticità e quando troveremo risposte positive siamo pronti a dirlo e a ringraziare. Quando invece ci troveremo di fronte a delle situazioni penalizzanti, non tanto per i sindaci, ma per i nostri cittadini, saremo pronti anche a lamentarci e ad agire di conseguenza. Sindaco che ha dato il benvenuto al nuovo questore Alessandra Simone, avanzandole una specifica istanza. Ho chiesto di non trascurare anche la percezione di sicurezza, perché se i dati ci dicono, dati ufficiali del Ministero, ci dicono che Treviso è la terza città più sicura a livello nazionale, è altrettanto vero che dobbiamo agire con azioni di prevenzione, con azioni di comunicazione intensa, con la presenza nei nostri territori anche sulla percezione di sicurezza. Del matrimonio accenna solamente con una battuta raccontando di essere a dieta. Mangio poco perché sono a dieta, perché fra 10 giorni mi sposo. Sono come le valigie di Ryanair che devo entrare nella scatola, no? Per essere, ecco, io devo entrare nel doppio petto.